Presidente Bernini, se ne parla, neanche un ministro veneto, alcuni sottosegretari. Ma che cosa è successo nella DC? Se ne parla tanto effettivamente, anche troppo. Cosa è successo? Noi siamo partiti nella fase finale della soluzione della crisi di governo con l'obiettivo di aver rafforzato la nostra delegazione di ministri democristiani, quindi vuol dire passare da 1 a 2. E siamo venuti a casa senza neanche uno e quindi vuol dire che abbiamo perso una battaglia. Su questo non ci piove. Ecco, ma perché? La spiegazione secondo me è duplice, lo vado ripetendo. Per un verso è evidente che Roma sceglie con criteri non territoriali, neanche territorio ponderato con i voti. E dall'altro noi non abbiamo fatto una proposta organica quanto in opera. E andando ciascuno per i propri sentieri, pur avendo un obiettivo in comune, che era quello di rafforzare, non abbiamo potuto realizzarlo. Non ho detto che diversamente l'avremmo potuto realizzare, forse avremmo avuto qualche probabilità in più. È già accaduto che il Veneto non abbia dei ministri democristiani.